Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. In vigna siamo già alle prese con i vari lavori invernali, soprattutto la potatura, come avete già visto dagli scorsi video, ma vi raccontiamo cosa abbiamo fatto ieri pomeriggio, quindi cosa abbiamo dovuto organizzare nella nostra giornata lavorativa. In pratica siamo andati a recuperare del letame in zona, abbiamo un piccolo maneggio, un piccolo parco dove ci sono i cavalli e da cui recuperiamo sempre il letame. In questo caso, avevamo già fatto qualche video inerente a questo lavoro, ecco, in questo caso invece ci avevano chiesto di andare a fare un po' di pulizia perché c'era diverso materiale da andare a recuperare e quindi ci siamo organizzati con i nostri mezzi per fare questo lavoro. Quindi siamo partiti con il Landini 13000 e che ha il caricatore anteriore e la benna, e abbiamo attaccato il rimorchio, la Deidonè, al TNF, che dato che là c'è anche un po' poco spazio per muoversi, abbiamo pensato appunto a un trattore frutteto abbastanza agile che potesse darci una mano a fare manovre in breve spazio, diciamo. Quindi per prima cosa abbiamo attaccato al TNF il rimorchio, quindi attaccato il gancio traino e tutto il gruppo luci e frenatura. Successivamente abbiamo tirato fuori dal capannone il 13000 e ci siamo diretti con i due trattori verso questo maneggio. Diciamo l'umidità degli ultimi giorni non permetteva a chi gestiva questo paddock di andare a fare le pulizie, per cui si è accumulato diverso materiale nelle ultime settimane e quindi proprio per questo ci hanno chiesto di fare questo tipo di lavoro, quindi una pulizia più grossa, più importante, con l'utilizzo dei nostri mezzi. Il fondo su cui abbiamo lavorato è un fondo di terra battuta con la presenza di alcuni sassi, per cui dovevamo stare attenti a regolare bene la benna in modo tale da andare a tirare via tutto quel materiale organico da portare a casa, senza ovviamente andare a dissestare il terreno sottostante e senza andare a portarci a casa sassi che appunto non ci interessano. Il terreno di fondo battuto comunque ci consentiva di appoggiare bene con sicurezza la benna al suolo, quindi avere un certo livellamento, ecco, del suolo, e quindi fare un lavoro anche di livellatura del terreno. La difficoltà più grande che abbiamo riscontrato in questo lavoro appunto sia il fatto che il terreno era un po' appunto sconnesso, ma soprattutto l'umidità del materiale che andavamo a muovere, che ovviamente non ci consentiva un lavoro estremamente pulito. Ovviamente questo lavoro sarebbe stato da fare in un momento più asciutto, forse le prime ore della mattina, quando c'è ancora il ghiaccetto, quindi un materiale un po' più compatto, però ovviamente anche per noi questo lavoro dobbiamo andarlo a farlo in quelle parentesi in cui possiamo permetterci appunto di organizzarci con due mezzi, due operatori, e quindi per forza di cose abbiamo dovuto trovare questo compromesso.
In un primo momento pensavamo di fare un giro unico, quindi caricare una volta sola il rimorchio e poi andare a svuotare. Man mano che procedeva il lavoro però ci siamo accorti che il materiale era tanto, per cui abbiamo optato per fare 2 giri, quindi abbiamo caricato 2 volte il rimorchio e poi appunto 2 volte siamo andati a svuotare. Mentre il papà è andato a svuotare il primo rimorchio di letame, io ne ho approfittato per andare a creare dei cumuli di letame in modo tale che una volta tornato il papà con il rimorchio riuscivamo a caricare più velocemente il materiale, appunto nel frattempo non rimanevamo fermi con il trattore, con la pala, ma l'abbiamo sfruttato anche nel momento diciamo così, del viaggio che ha fatto il papà. Una volta aver finito di caricare tutto il materiale che siamo riusciti a recuperare, siamo rientrati ormai tardo pomeriggio in azienda e abbiamo proceduto con lo svuotamento del rimorchio. Abbiamo svuotato il contenuto del rimorchio vicino all'altro letame, sia il letame che stiamo recuperando nei scorsi mesi, sia ovviamente all'ultimo diciamo, rimorchio che abbiamo portato a casa nel primo giro. Finite queste operazioni io mi sono occupato della pulizia del rimorchio, della didonè, perché ovviamente si presentava in condizioni pessime, quindi abbiamo usato l'idropulitrice per andare a ripristinare tutto quello che era la pulizia del rimorchio. Nel frattempo il papà ha pensato di andare ad amalgamare tutta quella sostanza che abbiamo portato a casa con quella precedente, in modo tale da creare una struttura unica, diciamo un letame più omogeneo con appunto il letame che avevamo precedentemente recuperato. Ovviamente noi attenderemo tutto un anno prima di distribuire questa sostanza organica nei nostri vigneti. Infine, una volta pulito la benna e il 13.000, abbiamo ripristinato, diciamo, abbiamo portato a rimessa il rimorchio in attesa di ulteriori lavori che andrà a fare nelle prossime settimane. Ecco, allora avete visto un po' come ci siamo organizzati in questi giorni, vi abbiamo raccontato di questo lavoro non tipico per noi, però appunto anche per questo motivo abbiamo pensato di raccontarlo, così un po' per vedere le varie mansioni che dobbiamo andare a fare, quindi non è solo potatura, non è solo diciamo un lavoro strettamente legato alla produzione in vigna, ma anche lavori laterali che poi ci consentiranno di avere, come in questo caso, del materiale organico da distribuire nei nostri vigneti quando servirà.
Ecco, quindi siamo arrivati alla fine anche di questo video e vi ringraziamo di essere stati con noi. Se volete lasciarci qualche commento, qualche idea per nuovo video, qualche tema da trattare, vediamo di accontentarvi se riusciamo a farlo, e ci vediamo il venerdì prossimo con una nuova puntata.